Dietro questo calice c'è una geografia di culture, oggi percorsa da un numero sempre più elevato di persone. Lo dimostra il pienone alla prima giornata di Mare Mosto. Sesti Levante mette in vetrina il meglio della produzione ligure, con espositori da tutta la regione, ognuno con la sua filosofia. Così c'è chi spreme le uve in modo tradizionale e fermenta senza ricorrere a prodotti aggiuntivi. Fermento sulle bucce come una volta, tratto le uve bianche come fossero delle uve rosse. Siamo arrivati a far fermentare le uve bianche 3 settimane. E c'è chi testimonia un lavoro ricco di passione ma anche di difficoltà. L'anno scorso, dopo un anno di lavoro, abbiamo preso una grandinata che ci ha in 3 minuti distrutto 80 quintali d'uva, quindi ci sono i lati positivi, però tanta fatica e anche tanto rischio. All'ex convento dell'Annunziata spazio all'enoturismo con un confronto a più voci sul momento attuale e sulle proiezioni future. Oggi è emerso, si punta sull'alta formazione, segno che il settore è in forte crescita. Nei primi mesi dell'anno sono stati incassati in Italia solo nel mese di gennaio 400 milioni di euro in più rispetto al 2017, che è stato un anno eccezionale. Per crescere ancora occorre salvaguardare i territori. In alcune zone come le Cinque Terre, se non si investe si rischia di perdere aree oggi abbandonate. Ho paura che fra 50-100 anni non sentiremmo più parlare di Cinque Terre. Bisogna darsi da fare per salvarlo, esattamente come si parla di Venezia o di altre città d'arte. Il futuro del settore sono i giovani, alcuni già imprenditori, altri guidati dalla passione a frequentare corsi da sommelier e concorsi, per poi investirsi in aziende di famiglia o in sogni futuri. Si va a scoprire un mondo che sta dietro il vino, a partire dal territorio, e quindi è davvero meritevole. Ti piace questa attività? Tantissimo, tantissimo, e devo dire che è anche un modo per legarmi al mio territorio dove sono nata e cresciuta, quindi è bellissimo.